Euroregione News. Doro Jat, Friul Rapper al Palamostre il 26 aprile. Il nuovo spettacolo live di Doro Jat tra pochi giorni a Udine. Ma chi è Luca Dorotea? Io sono nato a Tolmezzo, che è un paese in provincia di Udine, verso nord, in direzione Austria, diciamo, nel 1983. E mi sono appassionato a questo genere musicale che ai tempi era assolutamente una novità ed era addirittura in controtendenza. Si chiama rap, si chiama hip hop, no? E il fatto qual è? Che in un paese piccolo come quello, circondato dalle montagne, lontano dagli ambienti urbani tipici, no? Nei quali il genere musicale dell'hip hop di solito si sviluppa, ecco lì mi sono ritrovato io insieme ai miei amici che ascoltavamo questa musica che ai tempi era una novità e ci sentivamo letteralmente quattro gatti a farla. Da lì poi a catena è venuto fuori il mio nome d'arte, che appunto, come ho detto, è Doro Jat. Jat è una parola friulana e significa gatto, proprio dovuto a questa cosa, che ai tempi ci sentivamo degli emarginati. Il mio gruppo di allora si chiamava Carny Cats, stavolta in inglese, gatti, proprio per questo piccolo inside joke, no? Sul quale giocavamo. Col tempo la cosa, come spesso capita, si è fatta sempre più seria, sempre più impegnativa. Ho avuto grosse soddisfazioni sia prima col gruppo i Carny Cats, poi soprattutto come solista. Sono passato solista nel 2015, quindi tardi in qualche modo è uscito il mio primo disco, però in 3 anni ho ottenuto insomma tutta una serie di riscontri molto positivi che mi hanno spinto a prendere questa cosa seriamente a tal punto da renderla il mio lavoro, ecco, che per un artista che vive in provincia, no, in una provincia esterna come la nostra, è un caso quasi più unico che raro e del quale vado molto fiero, ecco. In questi giorni sto preparando il live show del 2019. Io sono un artista che vive molto, prende molto seriamente la dimensione live. Per me la dimensione live non è un corollario in più. Non sono uno di quelli che non vado neanche più col DJ, cioè, capito, una volta il rapper andava col DJ, il microfono, il DJ, avevi le basi sotto. Adesso addirittura ci sono alcuni artisti che vanno proprio con la canzone intera e ci cantano sopra, no? Quindi invece per me la dimensione live è stata fondamentale, tant'è che dal 2013, quindi ancora da prima di cominciare la carriera solista, già avevo mobilitato una live band per accompagnarmi negli show e ad oggi la live band è diventata parte integrante del collettivo con il quale creo e faccio musica. Quindi in questo momento, per rispondere alla tua domanda, stiamo preparando il live show del 2019 che sarà strutturato in maniera particolare anche in seguito all'esperienza nei teatri molto bella che si è appena conclusa a fine gennaio. Abbiamo fatto un mini tour all'interno dei teatri, all'interno di uno spettacolo teatrale che portava il nome del mio disco, cioè era un vero e proprio spettacolo teatrale, quindi con recitazione accanto a musica suonata dal vivo da me e la mia band, e portava appunto il nome del mio disco, Orizzonti Verticali, a teatro in questo caso era, ma siamo appena usciti da questa esperienza, ne abbiamo fatto tesoro e adesso stiamo preparando il live show nel 2019 con tutta una serie di novità, insomma, che ancora non voglio anticipare. Sarà interessante, ecco, venite a vederci. Per quanto riguarda le produzioni, io mi sono affidato sempre ad artisti diversi, a produttori musicali diversi. Dopo Orizzonti Verticali il team si è affinato, quindi la mia live band è diventata parte integrante anche della composizione. Attualmente scrivo con loro tutti i pezzi, a partire dal anche addirittura il testo, no? Che di solito era proprio una mia prerogativa, adesso ci lavoro insieme a loro. E poi chiaramente c'è tutta la struttura di Angel Swings che dal punto di vista tecnico ci dà un supporto di un certo tipo, ecco. Il 26 aprile Teatro Palamostre a Udine, all'interno di un format che si chiama Caffè del Venerdì. Noi saremo ospiti speciali di quella puntata, saremo gli headliner e anche gli unici performer e presenteremo appunto questo show nuovo in anteprima in quella giornata lì. E lo show si chiamerà Il Ragazzo d'Oro, scritto senza l'apostrofo chiaramente, e venite a vederlo perché ci saranno tutte queste novità che poi nei mesi successivi porteremo sui palchi all'aperto in tutta la regione. Con l'età in particolare si diventa molto più realisti, no? Quindi si tende a modificare le proprie mire sulla base del proprio talento, della propria inclinazione. Quindi se da bambino dicevi voglio fare l'astronauta,
poi magari arrivi, come nel mio caso, a 30 anni in cui dici vorrei diventare pilota di un aereo di linea, capito? Modifica. Quindi io sono partito dicendo voglio diventare un grande rapper, e in realtà adesso quello che voglio fare è semplicemente portare la mia musica. Il mio sogno nel cassetto è portare la mia musica pura, così come io l'ho concepita, come l'ho fatta fino adesso, quindi con tutti i suoi valori e tutto il suo substrato stilistico, portarla al di fuori dei confini della regione, ecco, il più in là possibile. Questo è il mio sogno, sicuramente. È un sogno molto realistico. La mia lingua principale è sempre stata l'italiano. L'uso del friulano è una cosa che ogni tanto mi viene perché mi piace proprio, quindi i brani nuovi a cui stiamo lavorando sono per ora interamente in italiano. Chissà, l'inglese, diciamo che tra le 3 lingue è quella che è finita in fondo adesso diciamo punto principalmente sull'italiano, poi eventualmente spero ci siano occasioni in cui la mia creatività clicca col friulano, e spero che succeda, e poi eventualmente l'inglese se ci sono collaborazioni interessanti. Tanti cantanti validi, artisti validi anche sul territorio italiano cantano in inglese, quindi quando capita di collaborare con loro è chiaro che non gli dico no, canta in italiano perché è il mio disco, no, canta nella lingua in cui ti riesce meglio. Difatti in entrambi i miei dischi, sia Vai Fradi che Orizzonti Verticali, ci sono parecchi ritornelli cantati in inglese, ecco. E io mi sento in qualche modo in mezzo a 2 icone, che una è un'icona della mia generazione, che è Tupac Shakur, un rapper degli anni 90 che è stato molto importante per la comunità afroamericana in particolare, ma anche a livello globale. Uno spessore poetico che è stato raramente toccato di nuovo dopo la sua morte, la sua prematura scomparsa nel 96, e l'altro invece è Fabrizio De André, che in qualche modo racchiude lo stesso spirito ma in un'altra generazione, perché era di un'altra generazione, e racchiude in qualche modo tutte le influenze alle quali io sono stato inconsapevolmente sottoposto durante la mia crescita, perché è quello che ascoltavano a casa. Quindi tuttora ci sono tante cose nel suo percorso artistico che a me mi lasciano estasiato e continuano a essere una continua fonte di ispirazione, ecco, sicuramente. Se oggi devo ascoltare qualcun altro, ascolto Anderson .Paak, mi piace molto. Può sembrare un nome ricercato perché purtroppo non è ancora esploso a livello globale nel mainstream, però è una delle realtà della musica black mondiale più interessanti. E allo stesso tempo mi piace Kendrick Lamar per la stessa ragione. Elvis Fiora alla batteria, Mirko Caso detto Il Guzzo al basso, Giacomo Santini detto Sanchez alla chitarra e alle percussioni, e Luca Moreale alla chitarra e ai synth. Questo è il mio nucleo operativo, ecco, diciamo. Seguitemi sui miei social, io mi chiamo Doro Giat, lo vedrete scritto in sovrimpressione, giusto? Altrimenti vi faccio lo spelling: è Domodossola, Otranto, Roma, Otranto, Genova, Jolly, Ancona, Torino. Ok? L'ho studiato per riuscire a spiegarlo, perché io dico Giat, qualcun altro dice Giat, sta di fatto che ce l'ha Ilunga. Cercatemi sui social, basta che scriviate il mio nome, vengo fuori, ci sono solo io, sia su Instagram che su Facebook che su YouTube. Grazie Euroregione News e ci vediamo alla prossima. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.